la Coppa, torniamo a Parma, torniamo a questa vittoria che suggella un periodo in cui insomma siete riusciti a risollevarvi con le vostre forze da un periodo e avete battuto forte il pugno sul tavolo del campionato. Sì, abbiamo fatto sicuramente un'ottima gara a Parma, eravamo in un buon momento al di là della sconfitta di Bassano che, ripeto, secondo me potevamo portare a casa anche lì un risultato utile se avessimo messo qualche cosina in più, però ci siamo rifatti bene a Parma su un campo difficile contro una squadra che al di là della prestazione che ha fatto contro di noi è secondo me delle più forti, di quelle accreditate per poter vincere il campionato, quindi siamo contenti, dobbiamo accantonarla, adesso abbiamo la gara domani, un impegno importante, e dopodiché inizieremo a preparare la partita di campionato di lunedì sera, quindi è una vittoria importante, però come ho già detto il futuro conta, però dobbiamo sempre guardare al giorno dopo. A posteriori, qual è stata la vostra grande forza a Parma, magari a freddo, rivedendo la partita? Abbiamo preparata in quel modo, nel senso di cercare di levare queste palle centrali ai due attaccanti, che comunque sono due attaccanti importanti, quindi oltre ai difensori sono stati bravi i centrocampisti e gli attaccanti che hanno lavorato per far arrivare il più possibile palle sporche. Abbiamo cercato di lavorare sull'attacco di profondità dove noi pensavamo potergli creare delle difficoltà, e la squadra comunque ha messo in campo, oltre alla determinazione, al carattere, è stata brava e attenta anche nel discorso tattico, nell'andare a ricercare costantemente queste situazioni che avevamo comunque preparato durante la settimana. Carrarese-Padova, succede sempre che il Padova ha un po' di partite in più rispetto agli avversari, magari si mette di mezzo prima del derby, però insomma ha altri giocatori, comunque darà spazio anche alle seconde linee, cosiddette seconde linee. Anche il Venezia gioca in Coppa questo turno, abbiamo qualche giorno in più per recuperarlo, siamo in una situazione un po' diversa rispetto alla gara che abbiamo fatto con il Bassano in Coppa, perché questa gara diventa importante anche per testare la condizione magari di chi è fuori da un po' di tempo, può aiutarli a mettere minuti importanti non solo a loro ma anche a chi fino a questo momento magari ha giocato un po' meno, quindi è un impegno secondo me diverso da come l'abbiamo approcciato anche col Bassano. Non è che lì non l'abbiamo snobbato, però eravamo in una situazione talmente di difficoltà a livello numerico che avevamo rischiato qualche cosa. Oggi siamo messi meglio, è una gara che dobbiamo cercare di andare a fare con il massimo impegno, perché ci può essere utile sia passare il turno di Coppa e sia avere la possibilità di giocare poi più avanti un altro turno. Quindi diciamo che stavolta fa comodo avere questa partita, e comunque alla Coppa Italia tenete, perché comunque c'è questa regola per cui chi vince la Coppa Italia accede diritto ai playoff. Sì, sicuramente rispetto agli anni passati non solo il Padova ci tiene, visto che dà dei vantaggi, come giustamente hai detto. È normale che queste gare dipendono molto da in che momento arrivano, se hai situazioni fluide all'interno del gruppo, e questo secondo me è un momento che a noi fa bene fare questa gara e cercare di passare il turno. Questo è un po' l'obiettivo, è quello che ho detto ai ragazzi. Neto, Derisio, Filipe, Sbraga, insomma magari vedremo questi in campo. Sì, sicuramente dopo l'allenamento di oggi avremo sicuramente più indicazioni, però è normale che mi aspetto da tutti quelli che verranno chiamati una risposta importante per verificare anche il lavoro che stiamo facendo e per cercare di dare a tutti un po' di minutaggio, perché non dobbiamo dimenticarci che mancano con quella di domani 8 gare che giocheremo circa in 38 giorni, quindi è importante che riusciamo ad alzare la condizione non solo di una parte della squadra ma di tutti.
tutti gli effettivi. Sì, dopo l'allenamento di oggi, anche oggi lo facciamo differenziato, chi ha giocato sabato fa un lavoro di forza e poi trasforma all'interno del campo, alla fine dell'allenamento raggruppiamo la squadra e facciamo la convocazione in linea di massima. Se non ci sono problemi o situazioni diverse rispetto a quelle che stiamo preparando adesso, andremo a fare un discorso di questo tipo, che qualche giocatore non sarà convocato. Qualche, comunque non tutti. Quanti ne lascerai a casa indicativamente? Credo 7 o 8. Chiaramente Favalli rimane a casa per cercare di recuperare, chi ha qualche acciacco lo lasciamo a casa, però ripeto, a fine allenamento vi daremo la lista, però in linea di massima 7/8 non verranno convocati. Ecco, proprio in considerazione dell'infortunio di Favalli, fai un ragionamento magari di preservare l'eventuale sostituto di lunedì nella gara di domani o no? No, perché giocando mercoledì tutti hanno un tempo di recupero diverso rispetto a mercoledì sabato, abbiamo 2 giorni in più interi, quindi mi aspetto insomma di avere anche indicazioni da questa gara per poi andare a mettere in campo la formazione migliore lunedì, quindi non è detto che chi giochi oggi non giochi lunedì, questo è un po' il concetto. Se mi dimostrano, fanno vedere situazioni importanti, posso anche poi pensare di andare a utilizzarli anche lunedì sera, perché i tempi di recupero ci sono. Conta l'interpretazione, ma come modulo pensi comunque di giocare come hai fatto in Coppa col Bassano, quindi una sorta di 4-4-2 per agevolare magari? Sì, qualcosa dovremo cambiare, adesso vediamo se giocare col 4-4-2, 4-2-3-1 come avevamo giocato col Bassano. Dobbiamo cambiare perché dobbiamo cercare di mettere in condizione tutti di poter esprimersi nei ruoli dove hanno più specificità.